Ah, dai, no. Come si può formulare questa frase? Possiamo rifarla? Vai. Ah, secondo me la più Sara è Sara Medei. Oddio. The girl them say me danger, danger, danger. Every girl I road want to get the boom bang. So girl you know me danger, danger, danger. Yes girl I'm dangerous. The girl them say me danger, danger, danger. Every girl I road. Tecla Pittenuzzo, 16 anni, difensore centrale. Io sono di Debba, che è in provincia di Vicenza. Ho iniziato a giocare nel calcio femminile all'età di 14 anni, quando non c'era più la possibilità di giocare con il calcio maschile, e ho iniziato a giocare nella società più vicina a casa, che era al Due Monti, e ho fatto un anno lì e poi sono passata qua a Padova. Ho scelto il calcio, penso perché da quando ero più piccola mio fratello più grande giocava, andavamo sempre a vederlo ogni domenica e penso mi sia venuta così la voglia di giocare. Due idoli penso siano Maldini e Sergio Ramos, un po' per il loro ruolo, un po' per il modo di giocare cattivo, comunque mi piacciono molto come giocatori. Dal punto di vista agonistico sì, sono abbastanza cattiva in campo, nel senso ho un obiettivo, quindi devo andarlo a prendere. Ma vabbè, io da quando all'età in cui ti assegnano il ruolo ho sempre fatto comunque il difensore centrale e sì, mi piace un sacco come ruolo perché ho visione di gioco, vedo tutto il campo, do le spalle solo al portiere. Diciamo che allora in campo gioco tanto sull'anticipo e da migliorare c'è sicuramente un po' di tattica e manca tanta esperienza, ma quella si farà con il seguire degli anni. E i primi sacrifici che ho iniziato a fare per il calcio mi sono stati ripagati poi con la convocazione nelle regionali, nella rappresentativa regionale, e lì per me era già stato un gran traguardo. Dalle regionali poi hanno iniziato le prime convocazioni in nazionale e lì ho capito che insomma vale la pena fare dei sacrifici per raggiungere poi un obiettivo che ci si era imposti. Sicuramente i miei genitori, perché mi hanno sempre seguita, mi hanno sempre portata, sicuramente grazie anche alle società che comunque mi hanno sempre permesso di allenarmi bene e di potermi migliorare. L'esperienza in nazionale è stata mi ha sicuramente migliorata da un punto di vista sia calcistico che personale, perché è un'esperienza forte e spero si possa ripetere. Siamo trovati una settimana a Roma in cui sono state fatte delle selezioni e le ragazze selezionate sono state portate via, andare in Macedonia e abbiamo fatto la qualificazione all'Europeo. È un ambiente sicuramente duro, alti livelli, però è un bell'ambiente in cui sei stata accolta bene, in cui sei seguita in tutto e per tutto, il che ti mette la testa in piene condizioni per far bene poi in campo. Secondo me la più casinista è Chiara Sarain e la più simpatica Quaglia Francesca. Sono pazzi. Secondo me la più forte capitano Alessia Mazzucato perché è completa, ha tanta voglia, è super grintosa. Mi piace come gioca. La più seria secondo me è Sara Medei perché ha la testa, è la più seria. Poi sa divertirsi, però è la più seria secondo me in campo. Sì, c'è un buon clima in spogliatoio, si canta, si scherza. Allora, solitamente cantiamo canzoni di Boom Badash, qua sono molto diffuse in questa squadra. In molte della squadra, prima della partita, vige una specie di rito per ognuna, che è un po' il portafortuna. Io metto sempre una monetina dentro il reggiseno, che ho trovato dentro una delle prime partite qua nel campo e la tengo da lì. Penso che il sogno, il più grande obiettivo sia quello di un domani riuscire ad andare all'estero e riuscire di vivere di calcio, perché purtroppo qua non si può vivere di calcio, però penso che andare all'estero, riuscire a prendere uno stipendio per riuscire a vivere sarebbe l'obiettivo finale. Io vado a scuola a Noventa Vicentina e faccio un indirizzo commerciale turistico. E è un po' difficile distribuire bene il tempo tra studio, calcio, amici, però ho imparato che organizzando un po' le giornate si riesce a far tutto tranquillamente, quindi sono tranquilla. Saluto le mie compagne di squadra e li ringrazio perché alla fine ci hanno inserito bene dentro questo gruppo e ci stanno facendo sentire bene.